Salve a tutti, sono Matteo Gilberto, sono le 11.34 del 12 dell'11 del 2018. Premetto brevemente che i contenuti degli scorsi video, soprattutto quelli datati 2010 e simili, erano motivati dal cercare di documentare la mia condizione di salute e igiene mentale. E riguardo questo, finalmente andremo a chiudere il discorso definendo le conseguenze dell'imperizia di varie persone, di vari funzionari pubblici che hanno portato a questa situazione, quale circa un anno fa, l'11 del 10 del 2018, circa l'11 del 10 del 2018, mi è stata notificata la sentenza di condanna tanto per capirci, questa o là, per 5 mesi di reclusione per furto di corrente, perché normalmente sono conseguite le solite battute che adesso non ho nemmeno voglia di stare a citare da parte di alcuni miei conoscenti che ho messo al corrente di questa situazione. Allora, i giorni successivi alla notifica di questa sentenza vado dall'avvocato con i certificati medici, questi afferma che non sono sufficienti per ricusare la sentenza della Cassazione, più o meno pretendo dei chiarimenti sull'operato della stessa, eccetera, eccetera, venendo meno alla chiarezza che necessitava la situazione. Dopodiché mi arrangio, presento la domanda di grazia in 2 parti dove ho sviluppato per il Ministro di Grazia e Giustizia un'ulteriore argomentazione, ho presentato ulteriore documentazione a sostegno della domanda di grazia. Adesso aspetto di avere soldi e manderò l'istanza internazionale che il mio avvocato attuale ha deciso di sostenere in prima istanza. Allora, cosa c'è di particolare in tutto questo discorso qui? La procedura, no. Siamo le solite per disguidi di carattere tecnico dove l'avvocato non ha tempo e questo avvocato segue l'andazzo di quello precedente, non ha tempo di chiedermi di contestualizzare il procedimento che sta seguendo. Io stavo male, non ho avuto, sì, perché sono appena uscente da un accesso, non so se si vede o meno, che ha comportato che gli ultimi 5-6 mesi una recrudescenza degli stati ansiosi, ho dovuto assumere farmaci per vabbè, il dottore Mazzuia nella sua diagnosi alla fine ha avuto ragione, devo ammetterlo, però il fatto che anni fa non ha voluto darmi non voleva darmi dei farmaci più pesanti, quando io mi rendevo conto di essere aggressivo e aggredivo verbalmente le persone per ogni cazzata, questo insomma mi ha lasciato il segno e staremo un attimo a definire tutte le competenze e le incompetenze del CSM di Via Romana in un altro momento. Però questo, più l'avvocato che per questo procedimento io stavo male, lei non ha chiesto, perché il mio avvocato è una donna, lei non ha chiesto, è andato a finire con una condanna. Io precedentemente per lo stesso reato in una condizione di salute non così
certificata, ho avuto la soluzione per stato di necessità. Qui, come al solito, c'è il buon senso comune dice una cosa, le procedure pretendono altro. Allora, prima da solo ho presentato certificato medico per un altro procedimento per il stesso reato, sono stato assolto, questa volta mi affido all'avvocato, sono stato condannato. Soltanto che 5 mesi, poi se sconto questi dovrebbero scattare altri 7 di pene sospese sempre per imperizia di questi cazzo di avvocati, perché non sono capaci di fare il loro lavoro, e le conseguenze sono tutte mie. Allora, il senso generale di questa procedura qual è? Che nonostante qual dir si voglia, la procura avrebbe dovuto, e poi spiego il motivo per cui uso il condizionale, avrebbe dovuto fare in fase istruttoria delle indagini in mio favore, che avrebbe portato nemmeno il procedimento, perché la procura sarebbe stata la prima a accorgersi della mia situazione di disagio psicofisico. Cioè che sono morto di fame e per giunta sono fuori di testa. Mettiamola così, il concetto riassuntivo. Perché la procura non ha fatto queste indagini? E qui si incomincia a cavillare, andare a interessarsi un attimino, un po' troppo di questo che è il principio che non vuole che questo articolo del codice di procedura penale venga applicato, però c'è un piccolo neo, che siccome questo articolo del codice di procedura penale, che esiste ed è tuttora in vigore, soltanto è sistematicamente disatteso, ha portato a una condanna ingiusta a me, ha portato a delle spese ingiustificate da parte del tribunale, ha portato un morto di fame, quale non amo definirmi, ma devo mettere che è la realtà dei fatti, a essere perseguitato dallo Stato, dalle procure, dallo Stato. Quindi io chiedo praticamente alle persone di buona volontà non di perorare la causa di Matteo e Gilberto, ma di pretendere che questo articolo del codice di procedura penale divenga esecutivo, andando a scartabellare, a leggermi un po' della roba che ho trovato riguardo in internet, è andato a finire che non serve neanche una modifica di legge, non serve un decreto legge, serve soltanto che il Ministero di Grazia e Giustizia mandi un regolamento riguardante quell'articolo del codice di procedura penale, perché è già in vigore, soltanto è sistematicamente disatteso. Quindi il perché e per come andare a cavillare, se è giusto o non è giusto che la procura svolga questo ruolo, no, ma non interessa un cazzo a nessuno. Sarebbe che semplicemente andando a rendere obbligatorio in casi dove per documentazione direttamente o indirettamente acquisita si violino i diritti fondamentali della persona, si evitano di processare morti di fame. Questo naturalmente non va a toccare le rapine, non va a toccare gli atti di violenza, non va a toccare questo, non va a toccare quest'altro. Soltanto finalmente lo Stato si mette a fare il proprio lavoro, dove non è capace di fare case, erogare servizi, non ha fondi, finalmente almeno non perseguita. Perché questa è la realtà dei fatti. Quindi ritorno a dire e concludo, non è che vi chiedo di perorare la mia causa, ma perorare la causa di rendere esecutivo questo articolo di legge. Questo comporta in un breve tempo praticamente che le case occupate, quello che sta facendo adesso il governo, di fare questo grande vademecum delle persone che occupano in stato di necessità,
penalmente non è perseguibile. Se penalmente non è perseguibile bisogna reinserire queste se non fanno reato è una dichiarazione, cioè è un'acquisizione di un diritto in modo indiretto, sembra un gioco di parole. Sì, ma è questa la realtà. Cioè non viene riconosciuta la titolarità di aver occupato, ma viene dichiarato il fatto che la persona ha diritto a una casa, quindi ritorniamo al diritto costituzionale, diritto alla casa. Il fatto che io in 20 anni non sia mai riuscito da parte della Procura di Gorizia a farmi riconoscere il diritto alla casa è tutto un bel dire. È tutto un bel dire questo, è tutto un bel dire su questa ciacciara. Il stesso articolo, presumo che stesso articolo di codice di procedura penale sia lo stesso che ha dato modo alle procure di non rettificare gli arresti da parte dei cittadini, dei politici per violazioni costituzionali. Quindi, signori miei, cadiamo sempre lì. Non si eseguono, la procura non esegue gli arresti da parte dei cittadini per violazione della Costituzione da parte dei politici, la procura non tutela i meno ambienti quando sarebbe una delle loro competenze. Le loro mansioni sono state negli ultimi anni, da sempre, completamente stravolte. Quindi, signori, questa è una parte. Dopo mettere i puntini sulle i, sulle mancanze da parte del CSM, da parte dei servizi sociali di Monfalcone, da parte dello stuolo dei miei avvocati che non ha capito un cazzo nella loro carriera, non volendomi dilungare troppo e sembrare ancora troppo logoroico, lo preciserò in un altro video. Grazie di tutto, buona giornata e anche voi andatemi a fare in culo. Grazie.